fuori. Quanti baucometri avete, ragazzi? Tirate fuori i baucometri, come li ha chiamati Gigi Schiavone prima, i telefonini con i videogiochi, vediamo un po'. Nel giubbotto li avete? Nel giubbotto. Non possiamo fare la sfida. Non possiamo fare la sfida, che Gigi è fortissimo. Gigi, qual è il tuo videogioco preferito, Gigi? Flipper ero. Come flipper? Voi sapete che c'è un flipper, ragazzi? Sì. No, ma c'è anche nei giochini, C'era nei giochini. Ma quello dei nostri tempi, ragazzi, non era elettronico, per cui per non fare tilt, vero Gigi? Si spostava piano piano con il piede sotto. È che non posso alzarmi. No, ma la mia specialità era fare gli scherzi, ecco. gli scherzi battendo sulla spalla quindi ero con le mani qua e facevo così con le mani. E i tempi della particolarità era il flipper. Questa Canarese, Presidente, allora, buonasera intanto. Con Antonio Ferrato andate in una, siete in una botte di ferro e non è un gioco di parole. Presidente Patrizio Casumaro, una società che quindi, da quello che abbiamo capito, è proprio dietro la pallavolo palo, almeno a livello giovanile, no? State facendo bene. Di risultati sì. Forse di numeri ne abbiamo di più noi ragazzi, tutto sommato, perché noi abbiamo 70 ragazzi nella nostra società su 201. Ah, però 70 ragazzi maschi su 201. Vabbè, siete sopra la percentuale, esatto, credo. Assolutamente. Abbiamo un under 12, un under 13, un under 14, una seconda divisione e poi nel mini volley abbiamo molti ragazzi. Insomma, ecco, abbiamo avuto l'ultimo incremento notevole un mese fa, dopo aver concluso il progetto Sport a Scuola. Questo è interessante. Cioè, volevo chiedervi come fate, perché può essere d'esempio per tante altre società. Noi ogni anno, 2 o 3 mesi, andiamo nelle scuole primarie, nelle 3 scuole primarie del nostro territorio, con i nostri allenatori, e dopodiché si invitano questi ragazzi a provare per un altro mese gratuitamente nella nostra palestra con i nostri allenatori, e poi qualcuno si ferma, ecco. Mi sembra che il gruppo sia bello carico qui. Esatto. Chi è il capitano di questa squadra qua? Qualcuno a cui dare? Perché tu, in fondo lì, facciamo girare un attimo il microfono, perché li ho visti così carichi in questa puntata che qua che ridevano. Tanto quanto caldo avete con la tuta, ragazzi? Molto. Il giusto. Under 14? Sì. Ruolo? Banda. Banda che riceve o banda che attacca e basta? Tutte e due? Tutte e due? Sì. Ci mancherebbe altro. Si fa fatica a ricevere? Abbastanza. Abbastanza? Sì. Gigi, cosa dobbiamo fare? Bisogna legargli le braccia, cosa dobbiamo fare? So che facevate degli esercizi strani una volta. Ma no, legargli le braccia lasciamo ai creativi. Secondo me la prima cosa è la valutazione traiettoria, cioè guardare quella benedetta palla che ci viene addosso dove va a finire, perché più presto riusciamo a individuare dove andarla a prendere, meglio sono messo. Va bene? Quindi occhio alla palla. Occhio alla palla. Mi fai passare un attimo il microfono a Filippo Corso, che è uno dei vostri dirigenti. Si fa tanta fatica a stargli dietro a questi personaggi qua. Buonasera Filippo, intanto a te. Fatica no, da parte mia, penso più l'allenatore, più di preparare le carte, aiutare. Qualche venerdì c'è da un po' da arbitrare. Questi arbitri di società come vanno? Come funziona? Qual è il tuo pensiero su questa cosa? Tu arbitri come arbitro di società o arbitri gli allenamenti? Un po' gli allenamenti, perché mentre prima all'Under 13 riuscivo anche un po' a arbitrare, adesso faccio solo dirigente. E diciamo come gli arbitri, adesso abbiamo solo quelli federali, noi vedo un po' di divario, cioè non c'è una mezza misura, o si va da un estremo o si va da un altro. Molto bravi oppure scarsetti, dice. Sì. Vabbè, sai, anche gli arbitri hanno bisogno probabilmente, no, di un po' di allenamento, Alice, non ti ho chiesto com'è stato il livello anche arbitrale, perché è importante, so di là di, no? Bene, bellissimo, sì. Io sono rimasta stupita in positivo di questa cosa qua. E c'è stata solo una partita dove un po', abbiamo trovato una coppia arbitrale dove ha iniziato a fischiare un sacco di doppie. Che non erano mai state fischiate in tutta la manifestazione, e in quella partita fatalità contro Ravenna in semifinale. Quindi il metro che cambia, no? Sì, però un po' discontinui, quindi ogni tanto sai, quando non li fischiano e poi al 20 iniziano a fischiarli, ti viene sempre un po' di rabbia, però sono stati bravi, cioè non è che non ci fossero, è che non erano mai state fischiate, non erano mai così fiscali, anche se di doppie ce n'erano realmente poche perché il livello era altissimo. Era buono, sì. Anche la partita, anche la finale mi sembra, no? Che ci siano stati degli scambi. Io ho visto qualcosa su questo filmato che ci è arrivato. C'era un livello molto alto. Essendoci la possibilità di questi prestiti e quindi di alzare il livello delle proprie squadre, c'era un livello veramente molto alto.
Io sono sempre incuriosito dei genitori che stanno dentro le scuole, come Damiano Casotto, perché siete un po' la benzina, siamo un po' la benzina di questa società, no? Sì, Cosa fai sì. tu? Organizzi, porti in giro ragazzi? Porto in giro i ragazzi, Tassista? Sì, come al solito. Ma quanti chilometri si fanno in un anno, Gigi, Valerio? Questi ragazzi qua? Sempre, tanti, sempre? tanti, sempre in giro. Secondo me guarda che le compagnie petrolifere hanno delle... Dovrebbero darci qualcosa. Darci no? qualcosa, dei Esatto. bonus a fine anno, no? Dei punti, altro che perché veramente per stare dietro a questi ragazzi che poi fanno sempre il doppio campionato, no? Ormai il campionato singolo È fatica, è fatica, bisogna farne sempre. Perché bisogna fare i doppi campionati, ragazzi? Monica, Alice, spiegatemi perché? Perché? Perché più giocano, più hanno la possibilità di crescere e quindi bisogna sempre tenerli impegnati, tenerli sempre sul chi va là. Sì, ma noi diventiamo matti a starci dietro, però Alice... Ma vi divertite anche? Anche noi. Anche voi? Anche chi deve sempre spostare le partite e far combaciare tutto. È un lavoro, è un lavoro. Il genitore di Gigi, di un pallavolista giovane, è un lavoro. Cioè lo puoi fare con professione, non sei pagato, ma è un lavoro. Hai preso la bicicletta adesso. Ah sì, ho capito. Presidente, Comunque, volevo dire una cosa. Vai. c'è un numero, ci sono dei numeri, perché l'esperienza. Allora, per essere in qualche modo qualificante l'attività in un anno, sotto i 160 allenamenti non se ne parla nemmeno, e sotto le 35 partite. Le 35 partite che siano significative. Aspetta che me li scrivo, perché 160 allenamenti e 35. Cosa significa? 4 allenamenti alla settimana più la doppia partita. Quello Cioè ci vuole. Non ho mai allenato squadre, anche a livello under, anche l'anno scorso bambine, Sì. Tatine under 14, Sì. 4 allenamenti, doppio Natale, Pasqua, ci mancherebbe altro, e due partite. A Pasqua e a Natale cosa fanno? A casa? No, in palestra. No, Natale con i tuoi, Pasqua con chi Esatto, vuoi, in con i palestra. tuoi allenatori, con chi vuoi gli altri. Infatti. Dimmi, Presidente. Io volevo ricordare un evento che quest'anno compie 10 anni, l'Amico Volley. Ah, bene. Noi organizziamo questo torneo Under 12, Ah, che bello. 2 giornate, sono di solito sulle 20 società che partecipano. E i ragazzi arrivano quest'anno... Maschile questo? No, Misto, Under 12 Under 12 scusa, misto, ci sono squadre maschili, certo, squadre certo, femminili, squadre assolutamente. miste. Ecco. Sono 2 giorni e la notte rimangono a dormire, diamo da mangiare. Quando lo fate questo? E quest'anno facciamo l'1 e il 2 di Giugno, che c'è 1 di il giugno, che c'è il ponte, sì, ponte, perché bello. sabato e domenica non si riusciva a farli per vari... Nei vostri impianti, quindi? Sì, sempre nei nostri impianti. perfetto. No, questo è all'aperto. Ah, all'aperto. Presso il centro parrocchiale di San che Giorgio. bello, che Sì, bello. sì. Ah, beh. Montiamo 4 campi. E lì i ragazzi e fanno... si gioca, si inizia da lunedì pomeriggio e si va avanti fino a domenica sera. Ah, che bello, che bello, che bello. Si mangia, si dorme, si sta tutti insieme, genitori, atleti, e poi... Ah, sono belle iniziative. Quest'anno è la 10ª edizione. Fatemi sentire qualche altro ragazzo, quello lì per esempio. Sì, tu sì. Come ti chiami tu? Luca Casotto. Luca Casotto, sei parente di questo signore? No? Sì, è mio papà. Sì, così perché il cognome mi sembrava... Tu invece dove giochi, in che ruolo? Dimmi un po'. In palleggiatore. Ah, palleggiatore, quindi ti piace Orduna, sottile, questi Sì. li guardi ogni tanto? Ma riesci a smarcarli senza che vadano a muro gli altri? No, No, ancora. Io vado a difendere. Ah, vai a difendere? Vabbè, bisogna anche difendere, perché se non si difende non si contrattacca, non si fa punto, no? Ti piace quel palleggio là che sei Sì. quella? Preciso quello lì? Sì. Secondo me sì. te sì? Allora se lo dici tu. Gigi, è più difficile a questa età qui cominciare a ragionare con i ruoli, bisogna farlo a questa età, bisogna farlo dopo. Qual è il momento giusto in cui bisogna dire tu sei un palleggiatore, tu sei uno schiacciatore? Ma direi che ci sono 2 elementi da considerare. Il primo è l'età cosiddetta biologica, nel senso bisogna vedere lo stato di crescita, no? Che non sempre coincide con quella anagrafica. No? Ci possono essere dei ragazzi e ragazze che a 14 anni sono già ragazze, donne e ragazzi, eccetera. Questo è un primo bivio. La seconda, secondo me, è importante, anche se nel frattempo qualcosa, è che tu vai a inserire delle qualità eccelse, quindi le super specializzazioni su una specializzazione di base che deve essere comune a tutti. Gli è scappato difesa, ma in realtà tutti dobbiamo essere bravi a fare tutto, certo. E se tutti siamo bravi a fare tutto, almeno questo dice la scienza, poi diventeremo più bravi a fare qualcosa di specifico. La soglia è difficile e c'è sempre un equilibrio, visto che stiamo parlando di settore giovanile, tra
ma una società seria come questa, a quello che ho capito, tra le pretese della società, che naturalmente noi allenatori siamo sempre condizionati al risultato, anche i genitori delle volte e anche i ragazzi, ed è difficile far capire che il risultato delle volte non può essere prevaricatore rispetto a quello che è la crescita delle potenzialità, poi il resto è vita. Certo. Volevo solo ricordare, siamo in chiusura, gli appuntamenti che avete nel fine settimana, delle vostre squadre più importanti, se avete qualche partita importante, Presidente. Questa Antonio. sera abbiamo una partita importante, abbiamo l'Under 14 femminile. Quindi finché noi siamo qui, loro stanno iniziando, stanno iniziando in questo momento una partita molto importante perché vanno a disputare le semifinali dell'Under 14. Ah bene, quindi siete... E poi nel fine settimana con loro siete fermi adesso? No, abbiamo il triangolare 3x3 questa settimana e poi... Ma insomma, ce n'è di attività. Sì, e poi l'amico volley lo vogliamo ricordare. L'amico volley lo ricordo tutti quanti, quindi se ci sono società che non hanno ancora partecipato potrebbe essere un'occasione per iscriversi, ancora. Abbiamo ancora dei posti liberi. Bene, ragazzi, fatevi un applauso che siete stati in gamba. Siamo in chiusura. Ringrazio e facciamo l'applauso a Valerio Badovin, bocca al lupa per domenica. Grazie Valerio. Gigi, sei stato straordinario come sempre col baucometro, con quella gag, sai che poi noi le registriamo. Grazie Gigi, applauso anche a te. Torna presto a trovarci. La voce è finita come la trasmissione, vi posso garantire. Grazie, complimenti di cuore ad Alice Biasini e a tutto il tuo grande gruppo di ragazzi. Grazie. E grazie a Monica per il grande lavoro che viene fatto dietro le quinte, che tante volte non si vede, ma che è fondamentale nella gestione di una società con così grande settore giovanile. Grazie Monica. L'appuntamento è per domenica, lo ricordo ancora, alle 18 a Palafabris, arriva la Top Volley Latina, è l'ultima partita casalinga della Tonazzo, quindi bisogna davvero esserci tutte, tante iniziative promozionali, gli abbonati possono far entrare gli amici a €1 e tutti quanti possono entrare a €5. Abbonati al Calcio Padova, anche loro ad €1, davvero non si può mancare questa ultima partita per festeggiare la grande, lo possiamo dire, stagione della Tonazzo Padova. È tutto, noi come sempre ci troviamo, se volete, mercoledì prossimo alle 21 precisi su TV7 News con Mani e Fuori. Ciao e buonanotte.